L'Aquila torna a volare. TV12, la TV che dà voce al Friuli. L'Aquila del Friuli spiega di nuovo le ali. Da oggi storia, tradizioni, culture e appartenenza di un popolo intero, generoso e forte come quello friulano, diventano protagoniste assolute anche nel nuovo logo della nostra emittente. Ecco, alle ore 12 il cambio in diretta. Il nuovo simbolo che campeggerà sui vostri teleschermi sarà questo, la TV dell'Aquila, la TV che dà voce al Friuli e ai friulani. Sempre dalla loro parte per ascoltare piccoli e grandi problemi del nostro meraviglioso e variegato territorio. Da sorvolare per scoprire in picchiate mettendo il becco ovunque. Un simbolo forte di identità e appartenenza, ma che per noi è la missione. Esserci sempre e ovunque per raccontare il Friuli che cresce e che cambia. Il richiamo netto è alla nostra bandiera, a una delle bandiere più antiche d'Europa, quella del 1334, riferita al Principato Patriarcale di Aquileia, detto anche Patria del Friuli. L'esemplare più antico è esposto al Museo del Duomo di Udine, un drappo di seta color grigio-azzurro, al cui centro è disposta un'aquila con il capo rivolto a sinistra. Faceva parte del corredo funerario del patriarca Bertrando, rimasto sulla cattedra di Aquileia dal 1334 al 1350. Da oggi torna a vivere e spiegare le proprie ali in volo. L'Aquila torna a volare. TV12, la TV che dà voce al Friuli.